La tradizione alimentare è uno dei maggiori aspetti di identificazione di un gruppo sociale, a seconda della quale ci viene conferita l'appartenenza ad una determinata comunità. A Maniace, le antiche tradizioni culinarie legate al paese di origine, Tortorici, persistono ancora oggi. Infatti, la cucina maniacese rimane molto legata alle ricette e tecniche del passato ed in parte ne sono viva testimonianza i kudduri e i biscotta cu lievito. Le donne di Maniace ci accompagnano in un mondo fatto di gesti, di mani sapienti che lavorano e ci fanno scoprire i segreti di questi semplici ma prelibati dolci, fatti con il lievito madre. Ricetta che si tramanda da generazioni. La sua preparazione rappresenta un forte momento di aggregazione familiare. Alla preparazione dei dolci pasquali partecipava tutta la famiglia, dai più piccoli ai più grandi. Accorrevano le comari e le vicine, a cui poi gli sarebbe stato ricambiato il favore. Tutti si tenevano così impegnati nei giorni antecedenti la festa. Erano momenti ricreativi di condivisione e fratellanza che lasciano nella memoria degli anziani non poca nostalgia. I kudduri a Maniace, chiamati anche guarati, e i biscotta cu lievito, vengono preparati col medesimo impasto, fatto con la stessa farina per fare il pane, a cui si aggiungono il lievito madre, lo strutto, lo zucchero e il cumino. La sera precedente al giorno in cui si preparano i kudduri, viene preparato l'impasto con tutti gli ingredienti e vengono bollite le uova. Inizia così l'impasto a mano. La pasta viene prima ancucciata, ovvero vengono messi insieme tutti gli ingredienti e poi scanata, mediante un movimento dei polsi e delle mani. I componenti dell'impasto si fondono fino a formare una pasta morbida che viene dunque lasciata riposare in un luogo caldo e asciutto per la lunga fase di lievitazione che durava tutta la notte. L'indomani mattina la pasta lievitata viene stesa a poco su un tavolo o nella maitta. Si procede allora alla creazione di vere e proprie sculture di pasta, dalle forme più svariate. La colomba, il cestino, la treccia, eccetera, tutti con precisi significati simbolici e beneauguranti, a cui vengono aggiunte delle uova sode intere con guscio, che diventano componenti essenziali della kuddura. Le forme vengono abbellite con vari decori realizzati con la stessa pasta. Terminata la fase di stiratura, i kudduri venivano distribuite all'interno delle teglie dette ranni di biscotta e, per mezzo di una penna di gallina o di un pennello, cosparse con un preparato di tuorlo e albume d'uovo, affinché la pasta prendesse colore e lucidità. Ed infine vengono decorati con zuccherini colorati, i tiauricchi. Il prodotto finale è una vera opera d'arte. A questo punto i kudduri e i biscotta cu lievito sono pronti per essere infornati nel forno a pietra. Non è raro che un tempo venisse usato un forno comune alla masseria, governato con maestria dalle donne più mature, che tramandavano senza parsimonia i loro segreti su queste e tante altre preparazioni alle giovani e inesperte fanciulle. Un tempo, a kuddura, si scambiava al posto delle moderne uova di cioccolata tra innamorati, in famiglia e tra amici nel giorno della risurrezione e costituiva l'alimento della scampagnata del lunedì di Pasqua. I pastori e i contadini portavano con sé i kudduri e i biscotta cu lievito per essere consumati come pasto frugale nel corso della giornata. Proloco di Maniace. Esperienze che si tramandano, tradizioni che si rinnovano.